Bentornati in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di Davide. Ciao. Mio compagno di avventura, e ci troviamo a Piana, sulla strada che porta al paese di Cerealto, e qui alla mia destra c'è la Val Spazzavara. Proprio qui sotto c'è una valle impervia impenetrabile con una fitta vegetazione di dirupi che scendono anche di decine di metri. Pensate che qui sotto ci sono i resti di una cava che ora andremo a vedere e vediamo cos'è rimasto. Lungo il percorso abbiamo trovato questa corda in acciaio che i cavatori utilizzavano per tirar su i massi di marmo, perché proprio questa cava veniva estratto del marmo. Siamo in un luogo dove si respira ancora l'aria di fatica e sudore. Primi massi abbandonati dai cavatori sono qui, pensate, dal 1960. C'è una storia triste, poi andando avanti ve la racconto. Guardate, si nota ancora i segni delle perforatrici per estrarre il blocco. È un lavoro duro con mille difficoltà, soprattutto in questo luogo, perché guardate qui, bastava fare un passo falso e si cadeva giù nel baratro. Una mura di sostegno che sicuramente è stata fatta dai cavatori, un altro reperto. Il 9 gennaio del 1964, nel pomeriggio, due operai di nome Nini e Santo stavano estraendo un macigno di marmo, ma non si accorsero che un altro macigno sopra le loro teste si stava staccando, e sfortuna ha voluto che gli cadesse addosso e furono trascinati giù nel fondovalle per diversi decine di metri. È rimasto sotto la frana tra i detriti e tutto quello che gli cade addosso. Ora andiamo giù a vedere. Si scise qua. Stiamo scendendo nel fondovalle, siamo nella discarica dove veniva gettato giù lo scarto del materiale, ancora blocchi.
aver superato diversi dislivelli siamo arrivati al nostro obiettivo finale, questo fantastico canyon scavato dall'acqua e tutte queste meraviglie della natura. Quello che vediamo lassù dietro le mie spalle è il punto dove Santo e Nini caddero quel giorno. Guardate l'altezza che c'è dove c'è Davide. Praticamente Santo si salvò portando grosse fratture e per il povero Nini non ci fu niente da fare. Anche i soccorsi non sapevano come scendere dal lato destro e poi presero questo lato sinistro dalla contrada tesa di piana con le barelle. Dopo disperate ore verso sera riuscirono a raggiungere i due poveretti. Abbiamo attraversato l'arco di roccia qui sotto e qua sopra c'è uno scivolo che va su, guardate, tutto naturale, la natura si è veramente sbizzarrita. Questa esplorazione si conclude qui, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un'altra avventura. Ciao! Ciao!